Ancora una volta la Regione del Veneto approva il bilancio di previsione triennale prima in Italia e ancora una volta la Regione del Veneto dopo 14 anni non applica addizionale IRPEF, rinunciando a centinaia di milioni di euro che rimangono nelle tasche dei veneti. E nonostante questo continua ad investire, continua a far crescere il Veneto con iniziative importanti, sostenendo sviluppo, in particolar modo finanziando la programmazione europea 21-27. Nel corso di questi 7 anni 2 miliardi di euro arriveranno in Veneto e grazie al cofinanziamento della Regione potranno dare aiuto alle famiglie, al sociale e alle imprese. In più iniziative legate anche allo sviluppo del territorio, penso al finanziamento al velodromo di Spresiano che darà comunque lustro alla nostra regione diventando un punto di riferimento del ciclismo. Ma attenzione anche al tema sanitario, con un ulteriore stanziamento di 750.000 euro per un farmaco per i diabetici e 850.000 euro per le borse di studio che ci permette di raggiungere la quota prevista dalla Regione e cercheremo in futuro, nel corso del 24, di implementare ulteriori queste risorse. Quindi un bilancio serio, rigoroso come i tempi impongono, ma anche fiducioso di continuare a far crescere un Veneto che va più forte di tutte le altre regioni d'Italia. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. A Natale poi non possono mancare i gustosi panettoni e i pandori artigianali e l'eccezionale tronchetto. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.